sento in questo momento di dire grazie anche se dopo lo spettacolo, perché veramente questo è il teatro. Il vostro ascolto è stato per noi importante e questo è il teatro. E grazie davvero, e spero che questo sia un nuovo inizio, un inizio importante per questa città e siamo felici di essere stati noi a dare questo inizio. È importante quello che avete fatto, il vostro ascolto, abbiamo fatto il teatro insieme. Vi ringrazio veramente di cuore, è stata un'emozione. Grazie, grazie, grazie. Così ieri alla prima dello spettacolo al Teatro dell'Efebo ad Agrigento, la regista e attrice Cinzia Maccagnano, che ha anche voluto ringraziare il pubblico presente che ha affollato la Cavea per la rassegna del Teatro Classico e del Mito, un evento fortemente voluto e organizzato dal Libero Consorzio di Agrigento. Sì, sono 13 appuntamenti che abbiamo programmato per quest'estate, sperando che il teatro sia sempre pieno. E dopo l'inaugurazione l'anno scorso e il grande successo di questo splendido spazio magico, abbiamo portato avanti questa programmazione. Iniziamo con la rassegna del Teatro Classico del Mito, con 2 tragedie che sono collegate fra di loro, Antigone e 7 contro Tebe, e poi continueremo con altri 3 spettacoli che sono il Rapimento di Proserpina, Cocalos e il Icaro, il pensiero in movimento. Pensiamo con questo di poter non solo soddisfare le aspettative degli agrigentini, ma gravitare su Agrigento un aumento del turismo degli eventi, perché mi diceva proprio il produttore che è qui dello spettacolo che proprio questa fascia della Sicilia non è servita da questo tipo di spettacoli quando abbiamo una forte presenza su Siracusa, Taormina e Catania. Quindi Agrigento si candida ad essere anche questa una sede per turismo degli eventi. Una scommessa che lei sta puntando molto come Libero Consorzio proprio per questo turismo, diciamo, culturale che nella città e non solo si deve portare avanti. Certo, in vista di Agrigento Capitale della Cultura bisogna rafforzare le filiere turistiche e fare in modo che i nostri turisti non siano qua solo di passaggio, perché bisogna creare, diciamo, delle integrazioni rispetto all'offerta del Parco della Valle dei Templi, che spesso è una visita che per molti significano soltanto stare 2 o 3 ore e poi andare via in altre destinazioni, quindi il più delle volte i nostri turisti dormono 1 ora. Sindaco, Agrigento Capitale della Cultura come Siracusa con questa rassegna teatrale dell'Efebo cui il Libero Consorzio sta particolarmente scommettendo? Sì, stasera c'è la prima qui l'Antigone al Teatro dell'Efebo. Devo fare i complimenti io al dottor Achille Contino, all'intero staff che lo sta supportando, al commissario Bologna che ha sposato in pieno questa iniziativa. E come dicevi bene, Agrigento come Siracusa finalmente al suo teatro in questo sito meraviglioso, una cavea che è un sito di lavoro, un sito di sofferenza 2600 anni fa, è diventato un sito di cultura, di grande cultura, disponibile a tutti gli agrigentini e anche per tutti i turisti che verranno qui ad Agrigento. Cinzia Maccagnano nella parte di Creonte questa sera al debutto al Teatro dell'Efebo qui ad Agrigento. Sì, è bellissimo essere qui, intanto è un luogo che stiamo inaugurando e che trovo veramente affascinante, con quelle pietre che parlano, e io sono veramente felice di essere qua, come tante altre volte sono stata spesso a Cattolica Eraclea, insomma in questo territorio che è sempre magico e che frequento da quando ero giovanissima, e quindi sono molto molto contenta di tornare qui. Ecco, cos'ha di particolare questa messa in scena dell'Antigone? L'Antigone innanzitutto è un classico, forse è il classico che in assoluto parla sempre a tutti noi, perché ci pone delle questioni importanti, cioè quali sono le leggi che bisogna seguire, se sono quelle degli uomini, quelle degli dei, quelle morali, quelle che non sono scritte da nessuna parte. Parla della scelta, ecco, la scelta che compie Antigone è una scelta di coraggio, ma tutti noi ogni giorno siamo sempre portati a compiere qualche scelta, a volte lo facciamo consapevolmente, a volte no, però la questione della scelta è una questione fondamentale per l'essere umano.
Antigone è una produzione dell'Associazione Culturale Tetide che rappresento per Amelanos Festival, un ciclo di rappresentazioni classiche che si svolge al Teatro Antico di Catania nel mese di maggio. È diretta dalla regista Cinzia Maccagnano, la protagonista Antigone è Giulia Galiani. I nostri attori, il nostro cast è composto da attori da tutta Italia, attori professionisti diplomati nelle maggiori accademie italiane, i nostri tecnici a partire dall'attore Luci, Elvia Maniera, il nostro fonico Angelo Zizza e il nostro costumista scenografo, un agrigentino, quindi è del territorio, Vincenzo Lamentola. Oggi siamo onorati veramente di essere in questo spazio stupendo, particolare e suggestivo come appunto è il Teatro dell'Efebo. Portiamo in scena Antigone, questo testo classico, questa tragedia di Sofocle, tenendo fede a quello che è il testo e grazie alle intuizioni della regista Cinzia Maccagnano anche con delle innovazioni sempre inerenti al testo, quindi porteremo in scena un testo millenario che ancora oggi ci parla con voce suadente e che è attualissimo, e quindi siamo veramente molto felici. Ringrazio la provincia di Agrigento nella persona del commissario Bologna, del direttore Contino, per l'ospitalità e per averci dato questa bellissima possibilità. Ricordiamo brevemente l'altro appuntamento che ci sarà, sempre sì, giorno. È il 24, mercoledì, 7 contro Tebe, legata alla tragedia Antigone, perché le due vicende sono legate, per quanto 7 contro Tebe sia una tragedia di Eschilo, ma che raccontano l'antefatto di quello che succederà questa sera nell'Antigone, quindi i fratelli Eteocle e Polinice appunto saranno i protagonisti dei 7 contro Tebe, che andrà in scena il 24, e devo fare un grande applauso appunto alla provincia che ha voluto raccontare e portare in scena due tragedie classiche nel luogo naturale, no? Questa cava stupenda dove il classico trova finalmente il proprio habitat, il proprio luogo. Figlio, tu sei morto per la mia follia, non per la tua! La tua sposa è morta! Chi sei tu? Che parli con la voce della morte? Oh, porco affamato di Ade! Ero morto! E ancora mi uccidi! Via! Portatemi via! Portatemi via! Perché nessuno mi colpisce con una spada in pieno petto!